Buonasera, professor Sciatate, benvenuto in questo spazio dedicato al progetto Caregiver Veneto in Rosa. Buonasera, grazie dell'invito e dell'opportunità di contribuire al vostro lavoro. Abbiamo una domanda importante per lei. Che cosa significa caregiver burden, questo carico, questo peso che i caregiver, le caregiver hanno legato al loro lavoro di cura? Allora, il burden viene da una parola inglese che è difficile da tradurre, ma significa il carico, la fatica, la difficoltà. Ma quando parliamo di burden, credo che sia importante cogliere che questo aspetto è un esito di un processo piuttosto che la determinante. In che senso? Nel senso che lo svolgere il ruolo di cura per un familiare ha diverse implicazioni, sia in termini di fatica fisica, sia in termini di fatica emotiva, fatica economica, se vogliamo chiamarla, su diversi livelli. Però in sé e per sé non è un determinante del burden. Il burden è l'esito di un peso, un carico da un lato, oserei chiamare uno stress, l'evento stressante della malattia e delle sue implicazioni, ma anche la presenza di altri elementi che possono, io userei la parola, moderare l'impatto di un evento. Allora, il burden è quando l'impatto dell'evento non è moderato da altri fattori. Cerco di dare un esempio molto banale. Io devo prendere cura di una persona che mi è cara. Se ho attorno a me dei servizi adeguati, questi servizi possono moderare questo impatto. Di conseguenza, io posso affrontare la situazione senza poi avere un esito che diventa il burden. Cioè sentirmi io, avere io delle difficoltà sul piano fisico, sul piano psicologico, sul piano sociale, sul piano economico, finanziario, eccetera, eccetera. Per cui il burden è l'esito di un processo che è una combinazione di elementi della malattia, una combinazione degli elementi personali, soggettivi e anche di elementi che provengono dalla rete relazionale e dalla rete, diciamo, più larga dei servizi e delle risorse che ci possono essere attorno alle persone. Forse quello che lei ci sta dicendo va anche nella direzione di capire come mai a volte sentiamo che rispetto alla demenza è importante un approccio che sia biopsicosociale, quindi non solo biologico, ma anche psicosociale. Certo, la demenza è vero che è una malattia che ha una determinante biologica forte, però i dati della letteratura ci stanno sempre più mettendo in evidenza, anche di progetti che sono in corso, stanno sempre mettendo in evidenza che non è sufficiente il dato biologico per determinare quello che noi poi osserviamo nella clinica, cioè c'è una discrepanza tra quello che è il dato biologico e il dato clinico sociale. E questa discrepanza è dovuta o è influenzata da fattori psicologici, e quando uso fattori psicologico o psicosociale ha questi due componenti che spesso fattore psicologico intendo le capacità delle persone a livello individuale e a livello delle relazioni close, cioè vicine, le relazioni strette, di elaborare, di affrontare la situazione, di trovare modalità di affrontare in maniera, non direi adeguata, ma in maniera efficiente la situazione, e dal punto di vista sociale perché la presenza di supporto sociale, di inclusione sociale e la presenza di una contesto sociale che garantisce o offre servizi stanno dimostrando come non tanto un elemento che riduce il rischio di sviluppare la demenza, ma modula la progressione della malattia. Sono elementi che ci spiegano perché alcune persone diventano in pochi anni molto disabili
e altre persone riescono a mantenere una discreta autonomia anche per molti anni, nonostante diciamo, il processo neuropatologico non è differente sostanzialmente, anche se lo andiamo a indagare. Per cui integrare queste componenti e renderli disponibili sia come comprensione sia come intervento possono veramente favorire il benessere della persona con demenza, ma anche del familiare. Tant'è vero che sta emergendo una letteratura che parla di aspetti positivi del caregiver. Noi abbiamo sempre visto il burden, no? Che è come l'impatto negativo, ma di fatto per molti familiari intervistati c'è un aspetto anche positivo in questo, perché rappresenta un elemento di significato, un elemento di valore, un elemento di restituzioni relazionali a molti aspetti, se vissuto in maniera adeguata, cioè se affrontato in maniera adeguata e vissuto in maniera adeguata. Hai utilizzato un termine che usiamo spesso, che è la parola benessere. Ci può aiutare a capirlo meglio collegato con il tema delle caregiver? Allora, il benessere, ci sono 1000 definizioni di benessere, no? È diventata anche una parola abbastanza, come si può dire, molto utilizzata. Quello che credo in questo contesto può esserci utile, che è una definizione, credo che sia stata da Dodge, autore si chiama Dodge nel 2012-2010, adesso parlando di demenza la memoria non è proprio efficiente in questo caso, e lui sottolinea di come il benessere non è tanto la presenza di uno stato o l'assenza di uno stato, ma il benessere come capacità di mantenere un equilibrio e la capacità di affrontare le situazioni in maniera adattiva rispetto alle situazioni. Tant'è vero che questo concetto è anche stato ripreso nella ridefinizione del concetto di salute. Allora la salute, cioè il benessere, non è più come si pensava uno stato completo di benessere, no? Questa idea, no? Che poi è difficile capire che cos'è uno stato completo di benessere fisico, psichico, sociale, ma come benessere come capacità delle persone di affrontare le situazioni, di elaborare risposte adeguate e adattive rispetto alla situazione, di mantenere un equilibrio. Mantenere un equilibrio significa mantenere una capacità di regolazione dello stato emotivo in modo da non essere sopraffatti dalle emozioni o dagli stati negativi, ma anche apprezzare gli aspetti positivi, mantenere un obiettivo nella vita, una capacità anche di continuare a realizzare qualcosa, non essere completamente prigionieri di una situazione, mantenere anche una salute, una vita sociale adeguata in termini di relazioni, in termini di rapporti, in termini di piaceri, in termini di obiettivi. Per cui benessere visto in questo concetto come capacità di mantenere un equilibrio, di mettere in atto risposte adattive alle situazioni, di elaborare nuove soluzioni e di evitare o comunque ridurre quello che può essere l'isolamento, l'esclusione, sono gli elementi che permettono il benessere delle persone visto come bilancio, non visto come stato assoluto, no? Si sta bene o si sta male, ma visto anche come rispetto a una situazione un equilibrio adeguato, per cui può provare stati di piacere non solo senza la persona, ma può anche provare stati di piacere con la persona anche se è malata. Può avere degli obiettivi, può percorrere in qualche modo, avere dei percorsi, costruire relazioni sociali, partecipare alle iniziative. C'è una persona che no, vive nel contesto, tant'è vero che nella letteratura sulla demenza si preferisce usare il concetto di vivere bene con piuttosto che di benessere, no? Sembra un gioco di parole perché l'inglese lo rende meglio, perché Sì. il concetto del living well, no? Lo rende meglio, tradotto in italiano un po' è forzata, però credo che esprima bene questo concetto di
la possibilità che abbiamo, se abbiamo gli strumenti, le risorse interne e esterne, attenzione, non sono solo risorse interne, sono anche risorse esterne, di poter vivere bene una situazione, anche se è una situazione drammatica, una situazione tragica, difficile, fonte di sofferenza anche, no? Tutti questi aspetti qui. E queste capacità adattive sono state messe alla dura prova durante la pandemia, durante il Covid. Ci sono ricerche che ci dicono qual è stato l'impatto della pandemia, del distanziamento sociale per le caregiver, i caregiver. Sì, sì, io questo concetto del distanziamento sociale, no? Di fatto di un distanziamento fisico, non di un distanziamento sociale. Mm. Solo che il distanziamento fisico è diventato un distanziamento sociale, per cui la necessità è di mantenere una distanza di tot metri, poi è diventata di fatto. Ma perché uso questo paradosso? Perché ci ha permesso di scoprire, credo, e l'ha espresso una mia collega olandese con cui collaboro spesso, l'ha espresso nel concetto di dire le interazioni sociali sono come l'acqua per le piante. Se venga a mancare a lungo, la pianta ne soffre. Può reggere 2, 3, 4 giorni a seconda, però questo è importante perché quello che ha messo la pandemia ha avuto un effetto significativo su quelle che sono le relazioni sociali. Il concetto di distanziamento sociale poi sono state le relazioni sociali. Relazioni sociali non sono solo una questione di vicinanza, perché noi abbiamo anche gli strumenti per mantenere delle relazioni sociali anche a distanza. Abbiamo gli strumenti, però è come se ci fosse stato un effetto, come potrei dire, di contagio, parliamo di pandemia, di fatto il distanziamento è diventato isolamento, separazione, e questo ha comportato il fatto che le persone con demenza e i loro familiari, abbiamo fatto una serie di lavori, anche di interviste con persone con demenza, con i loro familiari sull'impatto della pandemia, e quello che loro hanno segnalato di più è questo isolamento, nel senso che non ricevono o pochi ricevevano offerte, servizi, no, azioni, interventi, no, contatti, eccetera, eccetera. E allora l'effetto determinante della pandemia è stata quella, togliendo questa componente che è un pilastro del benessere, perché le relazioni, le interazioni sono un pilastro del benessere, di fatto le persone hanno avuto meno elementi che permettevano loro di mantenere l'equilibrio, quello di cui dicevo prima. E allora abbiamo avuto i dati che le persone con demenza hanno aggravato le loro condizioni, i loro sintomi, molto di più rispetto a quello che era prima, rispetto all'andamento della malattia, e ci sono i dati che dicono che per i caregiver è stata veramente molto difficile e ha aumentato il loro burden perché si sono trovati soli a dover affrontare in qualche modo la situazione. E nelle realtà, e ci sono sia ricerche che anche esperienze dirette, dove si è mantenuto il contatto anche a distanza con i familiari, questo è stato molto benefico, è stato molto apprezzato, ma è stato anche apprezzato dalle persone con demenza, dove si è potuto mantenere questo contatto. Per cui se posso dire, spero che non si ripeta, però se noi abbiamo imparato una cosa dall'esperienza della pandemia è il concetto di connessione, no? In inglese usano la parola connectedness. Tant'è vero che l'ultimo congresso IPA dell'International Psychogeriatric Association a Lisbona, che si è tenuto a fine giugno e luglio, aveva come titolo la social connectedness. L'ha messo come titolo proprio del convegno perché quello è l'elemento, cioè come mantenere, vitalizzare, rinforzare, costruire connessioni sociali, relazioni sociali. Parlando di connessioni e parlando di pandemia, lei prima ha anche citato il tema un po' della tecnologia.
l'uso della tecnologia nella malattia con demenza ha qualche beneficio, qualche vantaggio? Allora, parlare di tecnologia, come potrei dire, benefici e vantaggi, faccio un passo indietro per sottolineare un aspetto. Abbiamo bisogno di uscire forse da un'idea che la tecnologia sostituisce. La tecnologia è uno strumento che integra, ma non so se può sostituire. Nel senso che durante la pandemia, quello che ho citato prima, la possibilità per i familiari di avere possibilità di incontrarsi sulle varie piattaforme, anche solo sul telefonino con WhatsApp, fare dei gruppi, è stato veramente molto importante durante la pandemia. Però io mi ricordo anche che buona parte degli incontri si concludevano con speriamo di vederci presto. Per cui quello che loro esprimevano che è qualcosa di utile, è qualcosa di importante, ma lo dice anche dalla letteratura, adesso ci sono molti strumenti tecnologici per facilitare, ma non riesce a essere sostitutivo a quello che è il faccia a faccia. Allora credo che sia importante cominciare a ragionare come alcuni strumenti tecnologici che vanno dalle app disponibili per gli esercizi alle app per i familiari, ormai ce ne sono veramente una miriade di questi aspetti, come possono essere utilizzati per non tanto per rispondere a un bisogno, ma per garantire a tutti una risposta. Provo a pensare che, non so, nel Veneto, ma anche qui nella nostra zona, noi abbiamo le zone collinari, le zone montane, che di fatto sono abbastanza, no? Allora forse lì, data questa esperienza, si può in qualche modo favorire, sviluppare una modalità che può compensare in qualche modo questo aspetto qui. Abbiamo anche tutto il tema del mondo del lavoro dei caregiver, per cui fare degli incontri per i caregiver alle 3 del pomeriggio potrebbe essere molto difficile per persone che lavorano, però chiederle di spostarsi per andare a un incontro faccia a faccia potrebbe essere alle 6 del pomeriggio, però poi hanno i compiti a casa, no? Allora possiamo pensare di avere un uso della tecnologia che può essere utile per rispondere in maniera, come potrei dire, diffusa, coprire alcune aree o alcune situazioni in cui altre possibilità non sono disponibili, oppure possono essere integrati una volta al mese e le altre volte vengono fatte diversamente. E questo per i caregiver credo che sia molto importante. Per le persone con demenza la situazione può essere un po' più complessa perché dobbiamo tenere in conto il grado, le capacità disponibili dalle persone con demenza 1, perché noi abbiamo, per esempio, con nostra sorpresa, che a un certo punto, quando si facevano gli esercizi online, no, le persone con demenza hanno preferito il telefonino piuttosto che l'iPad, ma quando hanno capito come può funzionare non volevano più il familiare a portata perché volevano interagire direttamente. E perché dico questo? Perché richiede un impegno ulteriore per il caregiver a supporto, allora lì dobbiamo valutare perché nelle fasi lievi dove le persone hanno le loro capacità, probabilmente è un modo anche lì per dargli degli strumenti dalle attività cognitive o anche le attività sociali che possono essere fatte online e può essere qualcosa che può essere fatto tutti i giorni e allora aumentiamo in qualche modo, bilanciarlo però con quanto questo richiederebbe l'impegno di qualcuno che li supporta nell'uso di queste tecnologie. Io sto parlando di tecnologie che forniscono qualcosa che mettono a disposizione. L'altro filone che si sta mostrando utile, sul quale abbiamo anche un progetto in corso, è quello di come possiamo fare in modo di costruire dei moduli utili per i caregiver, perché le caregiver hanno tante domande, non tutti hanno la stessa domanda,
E credo che potrebbe essere utile pensare a qualcosa in cui il caregiver può accedere in base al bisogno, oppure incontra un professionista, emergono non so, una dimensione dei bisogni del caregiver, e allora il caregiver può essere indirizzato a che puoi trovare queste risposte in questa modalità. Questo facilita la sua autonomia, una rispondenza più puntuale, perché magari uno vuole sapere di più, non so, su che tipo di esercizi fare con quella persona, l'altro vuole sapere di più su come affrontare certe difficoltà comportamentali, eccetera, eccetera. Allora possiamo costruire delle risposte, tra virgolette, un po' più personalizzate. È un lavoro faticoso, perché bisogna veramente avere, come si può dire, una grande disponibilità di mezzi e di modalità che possono essere fruibili, per cui credo che sull'ambito così, su questo ambito può darci molto se troviamo la combinazione giusta tra la tecnologia come strumento, ma non come sostituzione di altre modalità di erogare o comunque di fare attività. Sono tante domande che possono fare le caregiver, ci sono anche tante decisioni che vengono prese nell'arco della malattia, che è una malattia lunga. Si può parlare di pianificazione anticipata? Che cosa succede a livello di processo decisionale nell'ambito della demenza? Allora, su questo è un tema anche molto attuale, quella della pianificazione anticipata e della condivisione, tant'è vero che c'è anche la legge che è intitolata così, pianificazione condivisa delle cure, no? del 2017, la 219, credo, se non sbaglio. Se non sbaglio. Allora, questo va pensato piuttosto non come un atto, ma come un processo, cioè noi dobbiamo partire, ed è l'elemento sul quale veramente dobbiamo lavorare ancora molto, è quello della comunicazione della diagnosi. Cioè si tende in qualche modo a non comunicare a entrambi gli interessati, cioè la persona con demenza e il familiare, il tema che problema è. Dobbiamo partire da qui. Perché questo aspetto è importante? Perché se la comunicazione della diagnosi è fatta in maniera adeguata e pensata come uno strumento per iniziare un percorso, non per chiudere un percorso, ma per iniziare un percorso, allora una volta comunicata la diagnosi e una volta che abbiamo, tra virgolette, acquisito l'aspetto dell'accettazione o comunque della consapevolezza o della presa d'atto che il tema è questo apre la porta a poter pensare al futuro di questo processo. Il futuro è: cosa voglio fare io quando non sarò più in grado di decidere, no, che tipo di intervento, di terapia, qualsiasi cosa io possa averne bisogno. Questo è il concetto della pianificazione anticipata, cioè mettere o rendere consapevoli e gli altri a conoscenza di quelli che sono le mie scelte, le mie preferenze, i miei desideri, quello che vorrei ricevere, come lo vorrei ricevere. Non riguarda solo le terapie mediche, perché lì è più da DAT, diciamo, da disposizione anticipata di trattamento, riguarda veramente come voglio essere curato, dove, come, a quale condizioni, eccetera, eccetera. Per cui credo che ognuno di noi lo può pensare per se stesso senza avere la malattia. Bisogna che cominciamo un po' a pensarci a questi aspetti. Però se io ricevo una diagnosi di una malattia che è una malattia progressiva, io ho un lasso di tempo non molto ampio per poter prendere decisioni, cioè per poter valutare e prendere decisioni in merito e dire cosa voglio da questo punto di vista.
E questo anche qui è una questione anche di costruzione nel tempo, non è nel senso che uno appena riceve la diagnosi gli si possa dire cosa vuoi fare quando non sarai più in grado di decidere o quando sarai allettato, o eccetera, eccetera. È un processo, è un dialogo. E questo dobbiamo ancora attrezzarci per costruire questo dialogo, veramente abbiamo molti limiti da questo punto di vista. Poi c'è un'altra frase, no, della legge che è la condivisione. No? La condivisione è un processo veramente molto complesso, la parola è molto semplice, siamo d'accordo su questo, però di fatto nella condivisione l'elemento importante è che sono tre le persone coinvolte, attenzione, non sono due, sono il professionista, il familiare e la persona malata, non sono due, perché il caregiver ha un ruolo importante anche perché la prospettiva lo riguarda direttamente, anche è coinvolto in questo processo. Condividere, non lo voglio semplificare molto, ma significa fare in modo che due o tre persone, no, arrivano a prendere una decisione, uso un paradosso per spiegarmi, una decisione rispetto alla quale probabilmente non sono d'accordo o non era la loro posizione iniziale. Cioè richiede un cambiamento dal punto di vista della rappresentazione cognitiva del problema e anche una presa d'atto reale di quelle che sono le prospettive. No? Allora qui alla base c'è un elemento, io direi, di comunicazione di nuovo, non più la comunicazione dalla diagnosi, ma la comunicazione interpersonale, no? Perché l'interlocutore, il mio interlocutore può avere idee e rappresentazioni diverse o comunque pensieri diversi a quello che è la malattia, la sua prospettiva e come vorrebbe, no? Però io da professionista o io da familiare ho anche altre prospettive. Allora dobbiamo avere lo strumento per fare in modo che ci possiamo trovare qualcosa di condiviso, cioè qualcosa che tutti in qualche modo approviamo e accettiamo. E qui in un lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa sul tema della condivisione delle decisioni, l'elemento che sembra banalissimo, ma forse non tutti siamo capaci di utilizzarlo, mi scusi, ma credo che va detto questo, è la capacità di ascoltare l'altro, la capacità di ascoltare non con le orecchie, cioè la capacità veramente di comprendere l'altro, di cogliere quello che è il senso, il significato o l'importanza di cui sta dicendo, ma anche la capacità di far comprendere all'altro. No? Allora è qualcosa di dinamico, è qualcosa di interattivo, è qualcosa che riguarda coloro che sono coinvolti, no? nella presa di decisione. E allora forse anche qui bisogna che teniamo in conto che se una persona, se voglio che una persona prenda in considerazione quello che io sto proponendo, bisogna che anch'io prenda in considerazione quello che lui sta proponendo. No? Non può essere un dialogo a senso unico. E allora questo è stato lo strumento che abbiamo utilizzato nelle strutture residenziali con persone con demenza di grado moderato severo, non di grado lieve, per arrivare a lavorare con gli operatori a sviluppare, e i familiari anche a sviluppare delle modalità di condivisione delle decisioni, no? Su tipo di intervento da fare o sulla stanza come deve essere o come, no? Questi aspetti qui. E veramente questo uno delle, io la riterrei ancora una delle barriere perché non ha tempo, non hanno tempo, non c'è abbastanza tempo, oppure verso la persona con demenza abbiamo un'attitudine anche ancora adesso molto stigmatizzante, ma ha la demenza allora non capisce, non è in grado di capire quello che dice, non ha importanza, no? Abbiamo tutto questo aspetto, allora alla fine noi finiamo per avere delle decisioni paradossalmente unilaterali, no? O da parte del professionista o da parte del caregiver, unilaterali,
e di fatto la persona che viene meno consultata è la persona che è direttamente interessata. Allora abbiamo bisogno di sviluppare questo. Ma quello che abbiamo riscontrato anche che è benefico, cioè la condivisione delle decisioni tra professionisti, familiari e le persone, cioè avere un'idea delle preferenze, dei desideri, delle scelte, è benefico perché mi solleva, cioè io posso prendermi cura di quella persona, ma come vorrebbe lui che sia preso cura di lui, non come penso io, no? E allora di fronte a alcune scelte, a alcune decisioni, diventa molto più facile se io ho discusso prima, ne ho parlato prima. Cito solo un esempio, no? L'alimentazione. Quando sospendere l'alimentazione, mantenere l'alimentazione, che tipo di alimentazione? E allora se lo devo decidere solo io, è veramente una decisione difficile, perché se sospendo l'alimentazione, lo sospendo perché a lui non serve, lo sospendo perché posso vivere queste decisioni come lo faccio morire di fame, no? È qualcosa che devo pensare solo io e non è facile perché in particolar modo come familiare sono coinvolto, no? E siamo sempre un po' ambivalenti rispetto alle situazioni, no? Da un lato o dall'altro. E invece se è qualcosa che è stato discusso, che è stato preso in considerazione, se ho alcune informazioni, se ne dialogo con il professionista, se il professionista è disponibile a dialogarne, io rispetto a questo ho meno elementi di ambivalenza, ho più un'idea di come lui avrebbe voluto essere curato, allora diventa per me benefico perché è una questione di rispetto della dignità. So che sto facendo quello che lui avrebbe fatto se fosse stato nelle condizioni. E allora è veramente, alla fine diventa veramente benefico se io riesco devo però superare una barriera, che è la barriera iniziale di quello di prendere atto che la persona, specialmente nelle fasi lievi, è in grado di dirmi quello che vuole, no? Dobbiamo aprire questa porta a parlare di questi temi, a affrontarli, perché sembra che succede sempre agli altri e non ci riguarderà, no? Cioè abbiamo questo elemento un po' di esclusione, no? Neanche di esclusione, di evitamento rispetto ad alcuni temi finché poi non ci troviamo di fronte e li dobbiamo decidere piuttosto che farli parte integrante di quello che è la vita. Parte integrante della vita è la malattia, parte integrante della vita è la morte, parte integrante della vita è tutto questo, allora aprire il discorso può diventare importante. È andato proprio al cuore del nostro progetto Caregiver Veneto in Rosa, il tema delle relazioni che curano e che si prendono cura dei curanti e del malato. Quanto è importante non dare solo informazioni, ma veramente attraverso l'ascolto costruire delle relazioni dove insieme si può arrivare a delle nuove consapevolezze. Quindi quanto è importante l'ascolto che noi chiamiamo generativo, quindi non solo l'ascolto empatico, ma un ascolto che va proprio oltre. È stato veramente preziosa questa sua riflessione su questo tema legato anche alle decisioni che sono decisioni difficili. Per concludere questa intervista, professore, c'è un messaggio, una riflessione ultima che secondo lei è importante condividere con le caregiver e i caregiver che si occupano di questa malattia, che vivono con questa malattia? Avrei non due messaggi, ma due aspetti da segnalare, no? Il primo, ed è l'aspetto più importante, è quello di avere o trovare fiducia in altri che possono aiutarmi e possono essere presenti nella cura. Fiducia verso professionisti, trovarli, ci sono, perché la fiducia mi permette anche di affrontare al meglio una situazione e ricevere quelli che sono i suggerimenti o le idee o le proposte più adeguate per poter affrontare le situazioni, cioè non affrontarla da soli. Abbiamo bisogno di guardare intorno, di vedere cosa c'è attorno e di fare insieme con gli altri. E questo è un primo elemento. Il secondo messaggio è
di fronte alle situazioni dolorose noi possiamo soccombere, possiamo essere schiacciati, ma il dolore può essere, lei ha usato una parola importante, il dolore può essere anche creativo, nel senso che mi permette in qualche modo di scoprire capacità, risorse che io non ho, a patto che questo dolore di nuovo non lo viva da solo. Perché se lo vivo da solo mi può schiacciare, se lo vivo con gli altri può essere produttivo anche. Ultimo messaggio, spero di non dire troppi messaggi, è che dobbiamo veramente curare la qualità delle relazioni. Non basta avere relazioni, ma relazioni di qualità. Quando dico relazioni di qualità significa persone vicine o anche meno vicine con cui possiamo far riferimento a loro, chiedere supporto, chiedere sostegno, accettare quello che ci dicono, avere la percezione che accettano quello che noi stiamo vivendo, cioè veramente curare la qualità delle relazioni è molto importante. Grazie professore per il tempo che ci ha dedicato e per le sue preziose riflessioni. La ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi e buon progetto, buon proseguimento. Grazie. Arrivederci.